Qui ho un fiore di lavanda che uso ogni tanto quando sono abbastanza stressato, comunque in ansia, per calmare il mio corpo. Quando però uso questo fiore di lavanda, comunque l'odore della lavanda, qualsiasi altro rimedio che trovate utile, magari della musica o qualsiasi altra cosa, ricordatevi che state trattando un sintomo. In questo caso un sintomo di ansia, di preoccupazione. E molto probabilmente se siete molto in ansia, state anche soffrendo da dolori persistenti o sintomi persistenti che non siano solo l'ansia. Ricordiamoci che questa cosa, cioè trattare il sintomo, non risolve il problema, perché la radice, appunto, in questo caso può essere la stessa preoccupazione. Quindi se mi ricordo di questa cosa, posso andare direttamente a lavorare, magari attraverso il tapping EFT, su quella particolare preoccupazione. Questo dobbiamo ricordarcelo molto spesso perché anche se usiamo la medicina alternativa o quella che vuoi, omeopatica, stiamo comunque trattando, o magari anche psicoterapia, stiamo comunque molte volte trattando il sintomo e questo è un problema. Ricordiamoci con consapevolezza che se portiamo il nostro focus a quella problematica particolare, potrebbe tornare un po' più di ansia mentre che ci pensiamo. Ma facendo il tapping EFT, per esempio, queste stimolazioni nel corpo su 8 punti, 8-9 punti del corpo, riusciamo a abbassare quella reazione emotiva a quella radice. In questo modo diciamo al nostro corpo che quello che stiamo sentendo è okay e quindi molto probabilmente quella radice, se risolta, non darà poi più i nostri sintomi corporei. Quindi non stiamo lavorando solo sulla superficie del corpo, ma direttamente dentro quella radice di quei sintomi. Lo so che a volte può sembrare difficile andare a lavorare sulle radici e va bene lavorare sui sintomi, ma se notate che dopo 1, 2, 3 mesi non risolvete il problema è perché non state lavorando sui sintomi, sulle radici, scusate. Spero che questo sia abbastanza chiaro e per qualsiasi domanda o supporto potete scrivermi qui nei commenti.